C'è di questa città, lo so, come l'amore per la squadra al fianco, come la luce di questa città, lo so, come l'amore per la squadra. Siamo i figli del vino, più neanche di San Siro, ci piace saltare così, Don Carlo Misilmeri. Resteremo in piedi, portiamo in alto questi colori, bandiere sciarpe e cuori. Poi trascinato dietro in alto nel sole, Don Carlo Misilmeri il nome, Don Carlo Misilmeri. C'è di questa città, lo so, l'amore per la squadra, bianco, come la luce di questa città, lo so, la squadra. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio e Don Carlo Misilmeri Parmonval, giornata numero 10 del girone A di eccellenza siciliana. Il Misilmeri deve ripartire dopo aver reclamato tanto a Piana degli Albanesi, dove ha interrotto la sua striscia di 9 risultati utili tra campionato e coppa. I biancorossi però sono sempre al secondo posto, a meno 3 dall'Athletic Palermo primo. Dall'altro lato la Parmonval si trova a metà classifica e sfavorita nei pronostici perché in trasferta ha trovato soltanto 2 punti. Quasi tutto pronto per iniziare agli ordini di Andrea Citrano della sezione di Palermo, e lui l'arbitro della partita, assistito da Vincenzo D'Alberti e Vincenzo Pernice, entrambi della sezione di Marsala. Tutti comodi, è iniziata Misilmeri Parmonval con il Misilmeri in maglia rossa, il 3-5-2 di Tommaso Napoli, con Di Salvo in porta, in difesa da destra verso sinistra Capozzucchi, Costantino e Muzzo, a centrocampo Ricciulli, Lavardera, Romano, Mendola e Locascio. In attacco Rudonia e Tripoli. A disposizione in panchina Zumo per la porta, poi Messina, Aiello, La Paglia, Adelfio, Sheriff, Trepiano e il nuovo arrivato Salvatore Gambino dal Lascari Cefalù. Risponde la Parmoval in maglia bianca con il 3-5-2, anche in questo caso da parte di Corrado Mutolo. Chimento in porta, a comporre la linea difensiva Mancuso, Sanchez e José Torres, a centrocampo Piscopo, Russo, Rappa, Sanz e Cervello. Buscetta dietro l'unica punta, Martinez a disposizione in panchina, Minini per la porta, poi Zerbo, Tamaio, Candela, Sorrentino, Ruisi, Gabriele Mutolo, Follari ed El Amraoui. Partita iniziata da 1 minuto e 10 con questo lancio lungo, Ricciulli a provarci dopo l'allontanamento momentaneo di Gonzalo Sanchez, pallone sul fondo. Partita a porte chiuse, ma c'è tanta gente dietro la porta in questo momento, difesa da Valerio Chimento. I tifosi del Misilmeri non aspettano altro che tornare sugli spalti del Giovanni Aloisio. Si aspetta la costruzione della copertura della gradinata per un maggiore comfort, ovviamente, per guardare le partite di calcio la domenica. Lancio lungo a cercare Tripoli, la presa di Chimento. Qui rischia un po' Lorenzo Russo e gira in difesa la Parmonval, che arriva qui
dopo aver pareggiato per 0-0 contro il Partinico Dace, una sfida in cui ha perso Cardinale per infortunio, è uscito al 17esimo, infatti oggi è assente assieme a Pomba. Assenze importanti invece a Tomisilmeri, con un altro infortunio, quello di Pellegrino, era subentrato a Piana degli Albanesi, è dovuto uscire tutto nel corso del secondo tempo. Assenza molto importante quella di Cerniglia per squalifica, il capocannoniere del Misilmeri, oltre che ad essere capitano. È rientrato Locascio, che occupa la corsia di destra. Fortunato anche Longo. Misilmeri che, come accennavamo, ha perso 2-1 a Piana degli Albanesi. E che oggi vuole ritrovare la vittoria qui all'Aloisio. Russo dietro per Rappa, calcia da fuori, il pallone gira di Salvo con un attimo di brivido. Primo tiro della partita con Salvatore Rappa, che ieri ha compiuto 39 anni, capitano storico di questa squadra. Giustamente vorrebbe farsi un bel regalo e ci ha provato. Capozzucchi. Ugo linea, il pallone scorre, arriva nella zona di Tripoli, accanto a lui Locascio, mette in mezzo, secondo palo, Chimento, rischiando qualcosina. Arriva, vai. Ovviamente questa qui non è l'unica partita che si sta giocando nel corso di questo pomeriggio. Intanto il cross di Locascio bloccato da Chimento, c'è però l'angolo. Il pallone è uscito ieri, l'anticipo dove il Castellammare ha trionfato proprio sulla San Giorgio Piana per 1-0. Alle 14:30 sono iniziate le altre gare con il Gela avanti sulla Super Giovane Castelbuono per 1-0 grazie al gol di Prestia. Pallone in mezzo, primo palo, traversa. Pallone è ancora giocabile, finisce sul fondo e rimessa con l'opportunità per il Misilmeri. Subito vicino al gol del vantaggio con questa opportunità, 2 passi dalla porta. Alle 14:30 è iniziata anche Marsala Folgore Castelvetrano, 0-0 il parziale, avanti il Partinico Audace 1-0 sull'oratorio Marineo, il gol di Crisantus al debutto con i neroverdi. L'ha sbloccata anche l'Unitas Sciacca contro il San Vito Lo Capo, il gol di Licata, Sciacca 1, San Vito 0. E c'è anche il vantaggio dell'Athletic Palermo in casa del Casteldaccia 0, Athletic 1 alle 15, oltre a Misilmeri Parmonval. È iniziata anche l'Ascari Cefalù Accademia Trapani con il debutto stagionale in panchina nell'Accademia Trapani per Alberto Amoroso, che è tornato sulla panchina oggi nero-verde, prima con i colori bianco-blu, dove ha fatto la storia dalla prima categoria all'eccellenza. Primi 5 minuti che hanno detto il Misilmeri vuole segnare. È andato vicino al gol con quella traversa. Anche se la Parmonval è stata la prima squadra delle due a calciare verso la porta con Rappa. Rimessa laterale per la squadra di Napoli, lo stesso a consegnare il pallone a Davide Locascio.
avuto uno stop di 3 partite, l'ultima partita da titolare il 6 ottobre scorso nella trasferta di Marsala, vittoriosa per i biancorossi con il risultato di 1-0. Intanto qui il cross di Rudonia, pallone che scorre, lo cassa con il destro, con il diagonale, proprio lui a calciare. Il tocco di Mancuso per Chimento. Misilmeri ci prova ancora. Li vedete in fondo i tifosi organizzati del Misilmeri. La Vardera si scontra con Piscopo. C'è fallo secondo l'arbitro. Non andare, l'arco! Ancora la Vardera verso il centro, Ricciulli riprende la Parmaval con Sanz, adesso Martinez, il passaggio per Rappa, pallone che va dall'altro lato a trovare José Torres, il cross in mezzo verso Buscetta, l'uscita di Di Salvo. Da capire meglio lo schieramento della Parmaval, dato che questa rosa è a corto di attaccanti, c'è soltanto Martinez in campo con Zerbo in panchina, qui il cross in mezzo, anticipato Tripoli di pochissimo. Rappa, subito dopo Muzzo, il tocco di Russo, ancora Martinez, c'è Romano Martinez, calcio da centrocampo, finisce fuori, ha visto Di Salvo fuori dai pali, convinto però l'atteggiamento della squadra di Corrado Mutolo. Fammi giocare, vieni, l'arco l'arco si abbassa 5-3-1-1 in fase di non possesso per la Parmaval, con Rappa dietro Martinez. La Vardera, dietro a Capozzucchi, Cossentino per completare da Muzio. L'aggancio di Locascio, servizio per la Vardera, troppo lungo, esce fuori. Yossi! Siamo 5 che sempre solo! Tutti in sinistra centrale! Giovano! Sanz voleva lanciare José Torres, che dalla fascia si propone moltissimo per andare ad attaccare gli spazi. Corrado Mutolo non vuole la pressione forzata da parte dei suoi verso il Misilmeri, dato che Misilmeri con abitudine fa girare il pallone in difesa. Adesso Sanchez, Piscopo porta palla, chiesto spazio a Cervello, Rudonia aggancia un po' così, e allora Rappa contro la Vardera, c'è Romano, la Vardera subito il Misilmeri la fa scorrere,
Tripoli contro Piscopo, Tripoli alla meglio di un bel po', poi il passaggio a cercare Riccioli dall'altro lato non funziona con Mancuso lì presente. Servizio rapido del Misilmeri, scatta Locascio fino in fondo, il cross in mezzo, secondo palo liscio in piena area di rigore da parte di José Torres nel liberare. Ricciulli in mezzo a due insiste, contrasto con Sanz, ma è tutto regolare, leggermente i due vanno a terra, qui va a terra Martinez ed è calcio di punizione per la Parmonval. Rimesso laterale per il Misilmeri. Capozzucchi. Tripoli. Locascio. Fallo sì, punizione. Non abbiamo parlato devi andare, devi essere propositivo. Ma non parla noi che ci pensiamo a loro. Alla battuta va Ivan Lavardera, barriera 2 per la Parmonval. Lavardera in mezzo, colpo di testa da parte di Mendola, vola Chimento. Grande inserimento di Luigi Mendola. Grande risposta del portiere ex Cus Palermo. La battuta dell'angolo, si cerca il colpo di testa sul secondo palo, ma si è fatto male Cosentino nel contrasto. Deve intervenire lo staff medico del Misilmeri. Misilmeri che, come dicevamo, ha già perso Pellegrino settimana scorsa per infortunio. Persona di personalità, non andava parlando di te. Proprio sotto gli occhi dei tifosi. Roberto Cosentino resta giù. Raddoppiato il Partinico Audace contro l'Oratorio Marineo. Ha segnato ancora Macaulay Crisantus. Partinico 2, Marineo 0. Si chiede il cambio. Sembra essere così per Alberto Cosentino. Che spaccato. Bruttissimo colpo per Cosentino. Si è fatto malissimo nella parte superiore dell'occhio destro. Si è fatto male.
Grave perdita, infatti le riserve delle Misil Mary sono tutte a guardare le condizioni del proprio trascinatore in difesa e non. Si rialza anche Mancuso, altra vittima di questo contrasto molto pesante. Viene accompagnato a fondo campo in questo momento 10 contro 10, ma nessuna espulsione. Si procede a giocare con un calcio d'angolo per il Misil Mary. La mette in mezzo Romano S. Chimento con i pugni, altro angolo. Pallone in mezzo, colpo di testa di Ricciulli sul secondo palo, ancora a non trovare la porta. Si riparte con il rinvio di Chimento. Mancuso è rientrato in campo, Parmaval nuovamente in 11, Misil Mary però è ancora in inferiorità numerica. A bordo campo non si prepara granché, si aspettano risposte da Cosentino, anche se era ridotto un po' male. Nei prossimi minuti capiremo di più. Romano, Rudonia, colpetto verso Locascio, il pallone torna fuori. Locascio batte subito la rimessa laterale per Roy. Rudonia con la suola prova ad allungarsi, la Sanchez guadagna la rimessa dal fondo. Ed è proprio l'ex Athletic Palermo a impostare l'azione. Adesso si arriva subito dall'altro lato del campo, pallone proposto con il tacco volante Locascio. Rappa scambia con Martinez, Rappa cerca i compagni dall'altro lato, ancora Gonzalo Sanchez, José Torres in mezzo da Santiago Sanz, pallone girato dall'altro lato, cervello, non ci arriva. C'era però posizione di fuorigioco. Manca il pallone. Situazione risolta da Di Salvo. Apprensione nella panchina della Misil Mary per le condizioni di Alberto Cosentino. Probabile fasciatura a questo punto per il difensore ex Palermo. Buttata via! Buttata via! Rimessa lungo la fascia, chiude Ricciulli. Rappa, José Torres, Martinez si gira al limite, poi viene un po' disturbato al momento
del tiro barra apertura perché è stato un po' sbilanciato. Calcio di punizione per la Parmonval dal limite. Si è fasciato Cosentino all'occhio destro, sembra rientrare in campo. Si chiede l'ok da parte dell'arbitro, che viene personalmente a bordo campo. Si deve valutare la fasciatura. È arrivato l'ok dell'arbitro. C'è stato un caso simile ieri a Castellammare del Golfo, dove il salvatore maltese del San Giorgio Piana ha avuto praticamente la testa fasciata, un po' brutto scontro. Occhio a questa punizione. Rappa con il destro, oppure Martinez col mancino basso sulla barriera. Ha cercato un varco l'argentino, su cui fa affidamento Corrado Mutolo per il ruolo di punta centrale. Piano piano Riccioli si guadagna la rimessa dal fondo per il Misilmeri. Non è d'accordo, l'assistente arbitrale non era uscita del tutto, è calcio d'angolo. Rappa dalla bandierina in mezzo, colpo di testa di José Torres. Non impensierisce Andrea Di Salvo. Romano. Scambia con Muzzo, chiede più velocità, Napoli ai suoi. Ed ecco questo lancio lungo verso Davide Locascio. Si scontra con Cervello, subisce un attimo il colpo. Niente di grave. Mendola si allarga tanto con Riccioli che in certi movimenti fa la mezzala. Locascio giù, non c'è fallo da parte di Santiago Sanz. E allora Rappa per Martinez. Sanz, pallone ricevuto da Buscetta, dal limite calcia, alto il suo tiro. Poteva essere una buona chance per la Parmonval. Pallone oltre la traversa, non ce la fa Cosentino. La fasciatura all'occhio gli impedisce di vedere bene. Ha chiesto il cambio. Non riesce a continuare. Pallone messo fuori proprio per l'occasione. Locascio farà il centrale. Entrerà Tripiano a fare l'esterno. Se no si va in difficoltà. Non ce la fa Alberto Cosentino. Anche la stessa fasciatura a fatica nel restare attaccata. Sotto il sopracciglio. Nota molto dolente per il Misilmeri, che in campo si ritrova senza Cerniglia per squalifica, Pellegrino per infortunio e Cosentino adesso da qualche minuto per infortunio.
Non ci siamo, dai! Dentro dunque Tripiano. Napoli che è costretto a usufruire del primo cambio nel corso del primo tempo. Locascio fa il braccetto di destra, il centrale fa Capozzucchi, Muzzo rimane braccetto di sinistra nella linea a 3 di Tommaso Napoli. Qui se la porta di molto fuori Mendola, vuole tanto ritmo l'allenatore della Misilmeri, se no, come sta dicendo più volte, si entra in difficoltà. Risparmia fiato invece Corrado Mutolo dall'altro lato, parla per di più con il suo staff tecnico. Dai! Sanz di testa, Buscetta verso Martinez, Ancora, dai! stessa cosa Mendola verso Tripoli, Gonzalo Sanchez verso il fondo, Mancuso di testa rappa, non ci può arrivare Buscetta Dai, gli va, dai ancora, dai! e palla fuori. Dai, Peppe! Fatti vedere! 800 attacchi! Chiede palla forte, Cascio, lo Cascio. Muoviamoci! Capozzucchi, Romano. Fatti vedere, Iva, esci fuori! Fatti vedere! Gira! Ancora lo Cascio. La Vardera, in due ad attaccarlo, soprattutto Sanz, che va a commettere fallo. Chiede un po' di calma in più l'arbitro verso il classe 2004, che ha avuto un problema di tesseramento nel corso di questa stagione perché è arrivato in estate ma non ha potuto giocare sin da subito. Poi tutto a posto con le prime presenze in Italia. Buscetta, pallone alzato, c'è Tripiano che corre, retropassaggio per Chimento da parte della retroguardia della Parmonval. Pallone un po' troppo forte per Sanz, gira dietro verso Piscopo, Martinez attaccato da Capozzucchi, Ancora! gioca sullo stretto la Parmonval con qualche difficoltà ma se la cava. Russo, Sanz, Rappa, si libera di due giocatori in una volta sola, pallone allargato verso Cervello, lo tiene in campo, servizio Mancino dentro, Mendola leva via con Piscopo che voleva servire l'assist per qualcuno ma non c'era nessuno ad attaccare. Pallone un po' velenoso, alla fine non ha creato più di tanti problemi alle Misilmeri. Tripoli, non devono giocare in mezzo, cazzo! Quante volte abbiamo parlato? Romano, sventagliata, Tripiano deve arrivarci, lo anticipa di pochissimo Cervello. Lo Cascio. La Vardera, ancora lo Cascio. Romano, da capo, sì. Da Di Salvo. Ancora Romano. Per lo Cascio.
Si accentra l'ex Mazzara 46. Pallone mantenuto in campo. La giocata di Martinez va avanti. C'è Locascio che lo pressa. Stavolta il pallone esce. Poi Martinez e Locascio hanno un dialogo. L'arbitro richiama l'attenzione ai due per chiarire un po' le varie situazioni. Si riparte allora dalla Misil Mary. José Torres, c'è Rudonia, finisce a terra, nessun fallo sullo sloveno. Ma l'arbitro deve verificare le sue condizioni perché è rimasto giù. Intanto il portiere della Parmonval, Valerio Chimento, è uscito di molto dalla sua porta per parlare con i compagni, mentre si rialza Roy Rudonia. Cercava un attaccante, il Misil Mary. Eccolo qui, reduce dall'inizio di stagione con la maglia del Budoni in eccellenza sarda. Sicilia ci ha giocato l'anno scorso, vestito 3 maglie, quelle di Geraci, Rocca Acquedolcese e Gioiosa, con cui ha battuto proprio la Parmonval nella semifinale playoff intergirone di promozione. Gioiosa che poi ha perso la finale San Cataldo contro l'Avola. Alla fine Gioiosa è stato ripescato. Pallone in mezzo sul primo palo di Romano verso Ricciulli. Ancora Romano. Pallone al centro. Scorre fino a finire sul fondo. Cercato ancora una volta Joao Claudio Gomez Ricciulli. Ma niente da fare. Sanz rappa cerchio di centrocampo, posizione regolare per Martinez, non trovato. Rudonia la prende male. Arriva Gonzalo Sanchez. Rappa. Il passaggio per Santiago Sanz. Un po' disturbato dal sole. José Torres. Resiste l'argentino. Serve Buscetta. Arrivo non puntuale di Russo. Piscopo rincorre il pallone, lo calcia verso Cervello che rimane sulla sua mattonella. Locascio, Tripiano di prima, Lavardera, scambiano i due. Ancora Tripiano verso Rudonia. Pallone fuori. Qualche parola per Santiago Sanz da parte di Corrado Mutolo da bordo campo. L'allenatore della Parmaval preavvisa i suoi, dato che la rimessa laterale sarà lunga. Quella battuta da Locascio tra qualche secondo. Locascio, pallone alto, se la chiama Valerio Chimento. Sanz. Gonzalo Sanchez verso José Torres, la tocca sì per Buscetta, la riprende Ricciulli.
Lucascio, spazio per lui, per avanzare, per allungarsi il pallone. Serve Trepiano contro Cervello. Il pallone lo tocca all'esterno della Parma Valle, ma ritorna dall'Ocascio. Colpo di testa di José Torres. Ricciulli si coordina. Di mezza rovesciata voleva andare, ma finisce per commettere fallo. Giocatore a terra. Punizione per la Parmonval. Anche perché pure la palla senza una profondità. Pensano sempre che entrare dentro non ci vede. Il rinvio lungo di Chimento sulla testa di Ricciulli. Tripoli non buono. Controllo verso la zona difensiva. Isimeri che rimedia. Chiede palla a Ricciulli in profondità con José Torres. Adesso Rappa, Sanz, Mendola, Scippo, Ricciulli, occhio a destra che c'è tanto spazio. Pallone arriva lentamente con Piscopo. Un po' corto con la corsa, ma il Misilmeri ha conquistato questo calcio di punizione. Posizione del pallone leggermente decentrata rispetto alla porta. Ivan Lavardera alla battuta, barriera A3. Parte Lavardera, deviazione della barriera, angolo. Tutti in area. La battuta in mezzo di testa, il colpo di Muzzo sul fondo. Si reclama un altro calcio d'angolo per la primissima intenzione del guardalinee di aver indicato il corner con la bandierina. Gonzalo Sanchez a prende Romano. Scivolata di Buscetta, regolare. Martinez, Rappa, Sanz. Si muove lì la Parmonval. José Torres, Russo riesce nel darla a Rappa. Ancora Martinez, pallone in profondità, allontanato di testa. Del lancio lungo di Lavardera che ha preso la fascia da capitano. Ancora la Parmonval. Martinez largo e solissimo. José Torres, calcio in diagonale. È decisiva la deviazione. Poi il gol della Parmonval con Lorenzo Russo, che approfitta di quel pallone rimasto lì e segna il gol dell'1-0. Lorenzo Russo, il classe 2005, tornato quest'estate alla Parmonval dopo la parentesi alla super giovane Castelbuono. Sblocca la partita.
Isilmeri sotto. Come stavo facendo? Calma. Soddisfatto invece Corrado Mutolo dei suoi. Chiede di mantenere la calma. Tripoli guadagna il tocco avversario. Piscopo molto astuto nel far rimbalzare il pallone sull'avversario. Vai da qui. Rimessa lunghissima di Piscopo. Doppio rimpallo. La alza Capozzucchi. Ancora Piscopo. Lo Cascio. Gonzalo Sanchez. Vuole metterla giù. Mendola. Ma c'è Rappa. Allarga da José Torres. In verticale per Buscetta. Area di rigore. Scivola Buscetta. Perde l'equilibrio. Andiamo. 15 secondi, poi sarà recupero. Questo primo tempo. Scontro con Capozzucchi e Martinez. Saranno 2 minuti di recupero. Bisogna recuperare il tempo perso per l'infortunio di Cosentino. Il cambio che c'è stato, il gol della Parmonval, che ha un clima molto disteso nei pressi della panchina di Corrado Mutolo. È spensierato. Qui l'arbitro lamenta una spinta, la segnala. La Vardera, Tripiano leggermente in controtempo, fa tunnel a cervello, poi la va a recuperare Russo, ma non la passa ai compagni, anche perché largo a sinistra non c'era nessuno della Parmonval. Ricciulli per Loccascio, scivola la Vardera dopo la finta di movimento di Tripoli. Isilmeri che chiude in attacco questo primo tempo, rimessa lunghissima per Davide Loccascio. Pallone in mezzo, di testa Sanz, allontana Tripiano. Vuole ricominciare. Loccascio, la rimessa laterale per la Parmonval, grazie a Martinez. Loccascio vuole giocare il Misilmeri. Lancio verso il limite. Altro colpo di testa
Ricciulli, tutto di prima verso Tripiano contro Cervello che protegge fino all'ultimo. Verso la fine di questo primo tempo, 1-0 per la Parmonval. Sta decidendo il gol di Lorenzo Russo al 42esimo con il Misilmeri che ha tenuto palla per quasi tutto il primo tempo, ma si ritrova sotto. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo. Serviva dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con il capitano Vito La Fiora. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi tre della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? La tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarsi una fine alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu, sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti cattivi e si è vista, è stata una partita per lo più dominata. La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Quel qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene. Non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questo, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto volontariamente al giovanissimo Nicchia che ha anche fatto gol. Visto da fuori noi siamo una semplice squadra, visto da dentro noi siamo una grande famiglia, da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo, quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore, ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0, come la imposterete per la gara di ritorno e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente. No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra, siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso, però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo, in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol, quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno, c'è anche un amico mio fraterno che ci gioca a Damiano, quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra perché loro sono un'ottima squadra, hanno pure degli ottimi elementi. Noi la prepareremo come sempre, come ti ho detto sabato, non è che una sconfitta ci pregiudica la preparazione di un'altra partita, nemmeno una vittoria o un pareggio. Noi prepariamo tutte le partite perché tutte le partite devono essere lottate, sudate e poi se è il caso vinte. Adesso l'ultima domanda per il capitano, hai fatto 3 gol, hai promesso qualcosa dello spogliatoio? Sì, sicuramente al prossimo allenamento mi costerà dei dolcini, ma li porto con tutto il cuore perché ti ripeto, la squadra, prima di essere squadra, sono i miei fratelli, lo faccio con piacere.
È iniziato il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Parmonval. Risultato sull'1-0 per gli ospiti, assegnato Russo al 42esimo, con il Misilmeri che ha tenuto il possesso del pallone e ha creato più occasioni nel corso dei primi 45 più 2 di recupero. Misilmeri che in precedenza ha colpito una traversa sulla parte alta, soprattutto ha dovuto un po' soffrire, soprattutto nel momento in cui Costantino si è infortunato. Uno scontro nella parte superiore dell'occhio destro, l'ha costretto all'infortunio. Al suo posto infatti è entrato Trepiano, ha cercato di giocare ma la vista era abbastanza ostacolata dalla fasciatura, che all'inizio era piccola, adesso è diventata molto grande, coprendo praticamente tutta la fronte. Per il resto nessuna variazione, con il Misilmeri che adesso è schierato sempre con il 3-5-2. Qui sale la Parmonval con José Torres, un po' fermato da Romano, senza fallo. Misilmeri con Di Salvo in porta. Adesso la linea difensiva è composta da Locascio, Capozzucchi e Muzzo. A centrocampo Ricciulli, Lavardera, Romano, Mendola e Trepiano. In attacco Rudonia e Tripoli. A disposizione Zummo per la porta, poi Messina, Aiello, La Paglia, Adelfio, Sheriff e Gambino. La Parmonval invece sta molto sulla difensiva, si è schierata con un 4-5-1 con Chimento in porta, José Torres, Mancuso, Gonzalo Sanchez e Piscopo in difesa. Russo, Buscetta, Sanz, Irappa sulla linea dei centrocampisti. Gaston Martinez, il riferimento offensivo, con Cervello ad agire sulla fascia di sinistra. Salgono molto e spingono molto le due soluzioni esterne della Parmonval. A destra José Torres, a sinistra Cervello. A disposizione in panchina Minini per la porta, poi Zerbo, Tamayo, Candela oggi alla prima convocazione stagionale. Infine Sorrentino, Ruisi, Gabriele Mutolo, Follari e Delambraoui. Chiede qualcosa in più Napoli ai suoi nel corso del primo tempo, vuole vedere gli sviluppi, questa ripresa. Soddisfatto invece dall'altro lato Corrado Mutolo. Ci sono stati cambiamenti tanto nei parziali di questa 10ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Qui Gaston Martinez la controlla, spalla alla porta, poi il tiro da fuori di Sanz, bloccato da Di Salvo. C'è stato il gol del San Vito Lo Capo a Sciacca, realizzato da Spadaro. Sciacca 1, San Vito 1. C'è stato soprattutto il pareggio della super giovane Castelbuono a Gela,
grazie al gol di Cabrera. Gela 1, Castelbuono 1. Parità con lo stesso risultato di 1-1 tra Casteldaccia e Athletic Palermo. Vince invece l'Accademia Trapani a Lascari per 2-1. Cross in mezzo di Ricciulli, di testa Gonzalo Sanchez. Sanz allontana, Romano al volo, fuori di poco. Grande occasione per Romano, vicino al primo gol in campionato. Ecco la reazione del Misilmeri con Giuseppe Romano. Uno dei diversi punti fermi di questa squadra. Nessun fallo su Buscetta, che voleva il calcio di punizione. E allora Locascio. Muzzo, Mendola, Ricciulli. Entrambi si scambiano la posizione, con Mendola che si allarga in fascia e Ricciulli rientra, fa la mezzala. È iniziato a scaldarsi la panchina della Don Carlo Misilmeri. Qui c'è una rimessa laterale proprio per i biancorossi. Lunga di Locascio in mezzo, in due ad allontanare di testa Sanz più che Episcopo. Prova il cross Locascio, altra rimessa. Pallone in mezzo di Locascio, colpo di testa all'indietro di Piscopo. Chimento evita il calcio d'angolo. Rimessa laterale. Rimessa lunga. Stavolta Lavardera. Pallone in mezzo. Primo palo. Rapa Buscetta verso Gaston Martinez. La riprende Tripiano. Ultimo uovo assieme a Muzzo. Dietro da Di Salvo. Locascio. Rudonia, spalla alla porta. Trattenuto. Nessun fallo secondo l'arbitro. Cervello lancia Gaston Martinez contro Capozzucchi. Si prende la rimessa laterale. Ricordiamo la terna con Andrea Citrano della sezione di Palermo a gestire tutte le operazioni. È lui l'arbitro, con gli assistenti di Marsala. Tiro da fuori di Sanz. Abbondantemente fuori. Bravo capo! Locascio. Lancio lungo verso Roy Rudonia. Si prende l'angolo. Ultimo tocco è di Gonzalo Sanchez. E invece no, secondo l'arbitro. Sanz rischia un po'. José Torres fermato da Tripiano, adesso Buscetta. Rimessa conquistata dalla Parmonval.
Nessun fallo qui. Ricciulli evita cervello, doppio rimpallo, rimessa per la Parmonval. Lancio lungo di Gonzalo Sanchez, colpo di testa all'indietro di Muzzo, non proprio centrale per Di Salvo, ma insomma cambia poco. Romano, Rudonia di testa verso Ricciulli, c'è il cross basso, allontana Gonzalo Sanchez, adesso Russo, Rappa, cervello, perde un pallone molto importante, scambiano Rudonia e Ricciulli, l'ultimo tocco è di Ricciulli, rimessa dal fondo. A terra Gaston Martinez, l'arbitro ferma il gioco. Si rialza l'attaccante della Parmonval. Misilmeri ritorna a girare il pallone, ripreso però dagli ospiti. Ancora Locascio. Muzzo, Romano, Parmonval tutta dietro la linea del pallone. Muzzo, Romano, Locascio, cross in mezzo, prova il colpo di testa Rudonia, ci riprova Ricciulli ed è calcio d'angolo. Batte Romano, tutti in mezzo, allontana Gaston Martinez, Lavardera basso, risponde Sanz, l'aggancio di Lavardera, ottimo. Lavardera e passare il pallone sopra la testa di Gaston Martinez. Muzzo gira troppo forte verso Tripiano. Gaston, non ti fare mandare su. Gaston Martinez, Rappa di testa in due, vincono i duelli i ragazzi in una maglia biancorossa. Ancora Ricciulli,
Ultimo tocco di cervello, altro angolo. Invece no. Ultimo tocco sempre dalla Misilmeri. Non salta Gaston Martinez. Rodo Mutolo dice ai suoi di cercare sempre Rappa per far partire tutte le azioni. José Torres, eccolo Rappa, gira da Buscetta, se la lunga da solo, poi Tripiano contro Buscetta, adesso attacca su José Torres, 2 contro 2, vince la Parmonval con il cross di Buscetta, esce di salvo e riparte subito in velocità. Riccioli pallone troppo lungo, infatti chiude in fallo laterale Santiago Sanz. Bordocampo continuano a scaldarsi le riserve del Misilmeri, ancora nulla per la Parmonval. Oggi Mutolo fa riposare Sami El Amraoui, uno di quelli su cui fare affidamento, uno dei pochi esperti in questa squadra, oltre a Gaetano Zerbo, che deve essere sempre dosato, dato che parliamo di un classe 82. E poi in campo c'è Salvo Rappa, con Gaston Martinez, oltre ad Edoardo Buscetta. Misilmeri che prepara il primo cambio, entrerà il nuovo arrivato Salvatore Gambino. Non è ancora ufficializzato, ma di fatto un nuovo calciatore della Misilmeri, arrivato dal Lascari Cefalù, ha iniziato la stagione con la maglia della San Giorgio Piana. Misilmeri che rimane in proiezione offensiva. Mendola fino in fondo, cross basso, Rudonia non la prende, spalla alla porta per Tripoli, cade giù, si rimane lì in area, poi il tiro di Ricciulli, la deviazione di Chimento in angolo. Secondo intervento importante da parte del portiere della Parmonval. Si chiede adesso il cambio. Esce Romano, entra Gambino. Anzi no, esce Tripiano, entra Gambino. Infatti la squadra si andava a sbilanciare troppo in quel caso. Tripiano che aveva dato il posto, aveva, o meglio, ricevuto il posto di Cosentino dopo l'infortunio. Adesso l'ingresso di Gambino. Il calcio d'angolo di Lavardera, secondo palo, salta in anticipo Gambino, cross in mezzo di Romano, secondo palo Mendola, mancino in mezzo, risponde Piscopo. L'angolo si deve battere dall'altro lato. Per come aveva segnalato l'arbitro, invece no, non si cambia il punto di battuta. Secondo palo ancora, Chimento sotto porta, la deviazione vincente, ha segnato il Misilmeri con un tocco decisivo dall'altro lato, la rete dell'1-1. Il gol di Muzzo
si è andati anche a abbracciare Davide Locascio, da segnare il marcatore con certezza. Fatto sta che il Don Carlo Misilmeri fatto 1-1. E adesso la partita della Parmonval cambia, ha segnato anche il Gela al 91esimo contro la super giovane Castelbuono, il gol di Manfred. Gela 2, Castelbuono 1. Nel tempo di recupero ricordiamo che stanno finendo le gare delle 14:30, ha segnato anche il Marsala contro la Folgore Castelvetrano, sempre al 91esimo con Martorana. Dunque Marsala 1, Folgore 0. Numero 2. La reazione della Parmonval ancora ha tutti i cambi a disposizione. La partita si accende. Zimeri che adesso punta alla rimonta per superare questo momento difficile iniziato da una settimana. Muzzo in scivolata Buscetta, la riprende Rudonia. Buscetta rimane a terra, l'arbitro lascia proseguire il gioco. Gambino, intervento di Piscopo, anche questo regolare. La riprende Romano, che mette fuori giustamente il pallone perché Buscetta non si è rialzato. L'arbitro parla con Corrado Mutolo, si è alzato anche Gaetano Zerbo che cerca spiegazioni. Corrado Mutolo dice: ci penso io. Spray per Buscetta. Nel frattempo Napoli ne approfitta per dare qualche indicazione a Locascio. Prima la Vardera adesso. Però tu sai dove sei. Fa un paio di prove Buscetta. Si è andato a scaldare Gabriele Mutolo a bordo campo, figlio di Corrado Mutolo, allenatore della Parmonval. Locascio in anticipo Piscopo, e calcio di punizione già battuto. Rappa, si muove Gaston Martinez e fallo su Rappa, non è per niente d'accordo Locascio. Allora punizione per gli ospiti. Ha iniziato a scaldarsi anche Sami El Amraoui, lato Parmonval. Parte Rappa, pallone al centro, non stacca nessuno, la stava andando a prendere José Torres, ma con il braccio. Rimbalzato male il pallone, qui c'è un giallo in vista e per José Torres che
ha commesso fallo prendendo il pallone con il braccio, involontario, ma poi è andato a protestare o comunque a parlare con Andrea Citrano di Palermo. Gli assistenti sono Vincenzo D'Alberti e Vincenzo Pernice, entrambi di Marsala. Riccioli scatta, Rudonia stava andando a colpirla per agevolare il compagno. Chiudila! La Martena, chiudila! Rimessa lunga di Locascio, esce Chimento con i pugni, Romano è fortunato, poi l'arbitro fischia. Davide! Dai che la ribaltiamo, cazzo, dai! Dai, attacca prima! Dai! Sanz voleva lanciare profondo, ha trovato José Torres sulla traiettoria. Bravo Gambino, bravo! Bravo! Pallone profondo per Ricciulli, cross deviato in mezzo, calcio d'angolo. Insiste il Misilmeri. Capo, basta stare pure! Viva! È finita Marsala, ha vinto il Marsala 1-0 con la Folgore, pallone sul secondo palo, Ricciulli di testa ancora. Ad avere un conto in sospeso con questa porta. Tempo! Arbitro! Tempo! Vai! Ha segnato l'Unitas Sciacca, altro gol quasi vittoria in extremis, doppietta delicata. Dunque Sciacca 2, San Vito 1. È finita Gela, il Gela ha vinto 2-1 con la super giovane Castelbuono. Segnale importante in cima alla classifica per il Gela, vittoria importante in chiave salvezza del Marsala. Qui altro angolo conquistato dal Misilmeri, da Joao Ricciolli. Viva! La ribattuta, tira in porta, stop e tira! La battuta in mezzo, Chimento la allontana, la riprende Gambino, la ripropone in mezzo, si torna dietro. Muzzo, la Vardera, la sponda provata in mezzo, Rudonia traversa ma in fuorigioco. Dai Gigi, tempo! È tua! Gaston Martinez la prende di salvo. Tra i finali delle 14:30 mancano soltanto quelli di Casteldaccia Athletic Palermo e di Partenica Audace Oratorio Marineo, rispettivamente sull'1-1 e sul 2-0. Dai! José Torres su Mendola, un po' così mancuso. Allora la Vardera si accentra, cross profondo, cervello, lontana Rudonia in fuorigioco. Di rientro
tu fai gol! Oh, fai gol! Ti chiedo di andare! Ti chiedo di andare! Forza, non ho capito! Oh. Lo so, purtroppo siamo tutti tifosi tuoi, dai! Dai, tranquillo, Ivan! Ivan! Tripoli, scatta Rudonia, anche Ricciulli in fascia. Prima c'è Gonzalo Sanchez. Locascio incontra Rappa. Adesso Russo la riprende Rappa. Sale la Parmonval, c'è spazio. Pallone profondo per Gaston Martinez. C'è il fischio dell'arbitro. Sempre di più verso l'ingresso in campo Gabriele Mutolo per la Parmonval. Locascio, Ricciulli troppo lungo. Apprezzato comunque Napoli. Entrerà anche El Amraoui insieme a Gabriele Mutolo. Tripoli, la riprende il Misilmeri, pallone per Gambino, spallata su di lui, Rudonia, scivolata di Gonzalo Sanchez, ma sembrava sul pallone. Fallo al limite secondo l'arbitro, che ha in mano un cartellino giallo. C'è la munizione per proteste per Gaston Martinez, giallo anche per Gonzalo Sanchez. Parla con l'arbitro Rappa. Molto vicino a questa situazione all'area di rigore. Qui Buscetta non vuole riconsegnare il pallone a Ricciulli. Buscetta viene allontanato con la forza, l'arbitro parla con Piscopo. Spinto da Ricciulli. Chiede calma alla Vardera. Ovviamente il punto di battuta è molto invitante. E quindi si vuole approfittare di questo. La distanza, chiedimi! Barriera molto folta, quella della Parmonval. A 4, anche se ci sono altri giocatori in linea. La Vardera. C'è anche il coccodrillo. La Vardera in porta! Il gol di Ivan La Vardera per il 2-1 della Don Carlo Misilmeri. Per favore tutti giù. La rete su punizione di Ivan La Vardera, che fa così 2 in campionato e rimonta la situazione. Adesso la Parma va con i cambi.
Esce Russo, l'autore del gol della Parmonval. Entra El Amraoui. Non si era segnalato il cambio. Le due guardaline sono andate un po' in ritardo. Esce Buscetta. Dentro Gabriele Mutolo. Proteste da parte dello staff tecnico. Da parte della Parmonval verso l'arbitro. Che adesso si consulta. Il 2-1 che fa della Misilmeri. Con la Bardera. Situazione ristabilita con i due cambi della Parmonval. Sono entrati Gabriele Mutolo ed El Amraoui al posto di Russo e Buscetta. Recciulli verso Tripoli. Troppo lungo. Parmonval che parte Zerbo, non ha cambi per quanto riguarda gli elementi fermi della prima squadra. Gaston Martinez in mezzo, Rappa cade, c'è l'ammonizione per Rappa. Simulazione secondo l'arbitro. Poi magari ma la munizione perché è gratuita, capito? La becca non è tanta, non figa che compra. Parla ancora con l'arbitro Salvatore Rappa. Anche Corrado Mutolo a bordo campo era d'accordo sul fatto che non fosse rigore. Non è stato d'accordo però sul fatto che fosse giusta la munizione. Altro fallo secondo l'arbitro, altra munizione stavolta per El Amraoui. Pallone perso in un secondo. Rudonia
Ricciolli dietro. Gira! Uomo! Dentro! Lavardera si accentra, Sanz, regolare, Tripoli in mezzo, per Gambino, il destro! Il gol di Gambino per il 3-1, il gol al debutto con la maglia del Misilmeri. Porta tutto sul +2. Appena arrivato, Salvo Gambino. Chiude la partita. Si toglie di dosso tutte le difficoltà di inizio stagione. Segna il gol del 3-1, dà un grosso segnale a Napoli. Balla cazzo, stai continuando di facciamo. Bella frase di Napoli. Nel momento in cui il pallone non si trovava, queste cose non le facciamo, in vantaggio, a non nascondere i palloni per perdere tempo. Lavardera, aggancio con il tacco, va fino in fondo, propone in mezzo con Salo Sanchez, calcio d'angolo. Ha mollato la presa la Parmonval. Misilmeri che ha segnato 2 gol in meno di 10 minuti dopo quasi tutta la partita in svantaggio e poi in parità. Cazzo, sei stanco e poi. Lavardera dalla bandierina, Gambino non fa chilometri, questo pallone è sempre suo. Intervento di José Torres, la ripresa di Sanz verso Gaston Martinez in difficoltà con Locascio Giocala! che si prende la punizione. Tira, veloce, veloce! Locascio verso Ricciulli, il pallone in mezzo, Tripoli prova a colpire, la prende Chimento, un altro Misilmeri praticamente dopo il gol di Lavardera, quello del 2-1. Ad azione già ferma il contrasto con Romano e Gabriele Mutolo, che adesso parlano ancora a distanza. Non devi neanche recupero, non c'è bisogno, è finita la partita, vedi che atteggiamento Romano, Ricciulli, c'è fallo secondo l'assistente arbitrale su Cervello. 30 secondi e sarà recupero all'Aloisio. Ora, È finita, Casteldaccio ha vinto l'Athletic Palermo, che ha vinto grazie ai gol di Micoli e Prezzabile
di Sferruzzo il gol delle Casteldaccia. Dunque Casteldaccia 1, Athletic Palermo 2. Allunga a 24 punti la capolista con il Misilmeri, però che ha rimontato questo momento. Si trova a 21, sempre a meno 3 dal primo posto. Parma Valle invece che rimane a 11 a metà classifica. Ringrazia super giovane Casteldaccia, non sicuramente il Marsala che è uscito dalla zona playout con il successo di oggi contro la Folgore Castelvetrano. In fuorigioco Gambino, un po' prevedibile. Doppio cambio per il Misilmeri. Entrano Messina e Aiello. Allora, l'11-19 per non so, 33. Esce Loccascio, entra Aiello, esce Rudonia, entra Messina, 26. Lui, aspetta, lui 20, 13, 19. cambi per Napoli in questo finale. Rappa. Mancuso? Difficoltà con questo pallone, colpisce di testa Muzzo. Poi Capozzucchi. Riccioli la mantiene in campo, ma la regala agli avversari. Cervello da Chimento per una partita che dopo la rimonta del Misilmeri non ha più niente da dire. E l'Amraoui recupera Romano. E la fa anche passare. Tra i due c'è una bella differenza d'età. Siamo nel recupero anche all'Ascari dopo l'Accademia Trapani è avanti 4-1. José Torres intuisce la volontà del tunnel da parte dell'avversario Muzzo e chiude fuori. Sanchez. Gonzalo Sanchez, buona la giocata personale, poi manda alle stelle questo pallone.
Il rinvio di Salvo. Misilmeri che lascia un po' di spazio. Questo finale alla Parma, Valle Gonzalo Sanchez in profondità. Troppo per Gaston Martinez. Ed è ufficiale il 3-1 della Don Carlo Misilmeri sulla Parmonval al gol di Russo. La rimonta di biancorossi con Muzzo, anche se da capire con certezza il marcatore dell'1-1, e poi con Lavardera e Gambino. Misilmeri che sta al passo dell'Athletic Palermo, che ha vinto a Casteldaccia. Parmonvalle che rimane a metà classifica. Prossima settimana ci sarà Accademia Trapani Misilmeri e Athletic Palermo Parmonvalle. È tutto dall'Aloisio, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.